ripararsi mentre sostanzialmente si muoveva alla ricerca di cibo. Quindi le grotte in primo luogo sono state dei veri e propri ripari naturali dove proteggersi dalle intemperie. Sono quindi dei luoghi già pronti ad accogliere l'uomo senza che esso si impegni troppo nel costruire delle abitazioni che poi magari doveva smontare per andare in altri luoghi, diciamo alla ricerca appunto di risorse utili per la sua vita. Sono anche luoghi di sepoltura, anche in questo caso si andavano a deporre i propri defunti in grotta senza andare a costruire delle complicate tombe che comunque implicavano il fatto che l'uomo fosse stanziale. Pensate alle Dumps degli Angas, per scavarne una ci voleva tanto tempo, ci voleva un progetto, ci volevano delle risorse, ci voleva uno sforzo comunitario molto grande, perché se c'era chi scavava comunque le grotticelle, qualcun altro doveva comunque procacciare il cibo. E poi erano anche dei luoghi di culto. Questa è un'immagine della grotta di Suberazzo di Sant'Ari, che è sicuramente una delle più note. Dobbiamo pensare all'uomo che entra in queste grotte dove non c'è la luce. Oggi noi abbiamo visto tanti video e tante comunque proiezioni dove la luce ce la portiamo noi, la luce artificiale. L'uomo entrava sicuramente in grotta con delle lucerne molto rudimentali. Dobbiamo pensare all'impressione che facevano anche queste architetture naturali sulla sua mente sostanzialmente, e quindi a quel punto queste manifestazioni portano l'uomo anche a ufficiare dei veri e propri culti all'interno delle grotte. Le più antiche testimonianze di arte rupestre in Europa ce le abbiamo proprio nelle grotte. Quando noi studiamo la preistoria europea, tanta parte dello studio si focalizza proprio sulle pitture rupestri, che ci danno tante informazioni sull'uomo, diciamo, che è vissuto in Europa nel Paleolitico, che non ci ha lasciato niente di scritto, che comunque era nomade, quindi abbiamo poche possibilità di avere una ricostruzione della situazione di vita di quest'uomo. Invece, grazie a queste pitture che rappresentano anche delle scene comunque di vita quotidiana, sappiamo che l'uomo cacciava, sappiamo anche che animali andava a cacciare, e quindi per noi sono dati molto molto interessanti. La speleologia e l'archeologia hanno uno strettissimo legame. È vero che diciamo ognuno ha la sua formazione, però essendo le grotte molto spesso di interesse archeologico, l'archeologo in qualche modo all'interno ci deve pure entrare, e lo fa comunque aiutato dagli speleologi. Gli speleologi nella gran parte dei casi, soprattutto ultimamente, sono i primi scopritori, diciamo, delle grotte che hanno interesse archeologico, quindi ci arrivano un sacco di segnalazioni. Nelle foto vedete, qua siamo in provincia di Sassari a Ossi, una grotta che ci è stata segnalata appunto da Mauro Lucedda, che dopo averla segnalata l'ha anche rilevata, quindi una grande importanza degli speleologi. Per noi anche il fatto che ci forniscono i rilievi che noi da soli non potremo fare, perché diciamo come ente siamo veramente molto pochi a livello di personale, ci dobbiamo un po' arrangiare con quello che abbiamo, quindi per noi è una grande opportunità collaborare con gli speleologi. E poi molto importante avere una persona di fiducia che ti cali proprio nella grotta e che ti accompagni, diciamo, alla ricerca di materiali. Grazie a questa segnalazione a Ossi, a Monte Sant'Antioco, noi adesso di questo luogo abbiamo un'altra notizia sostanzialmente del popolamento di questa zona di Sardegna, che prima si limitava soltanto a una presenza nuragica. Invece i dati che vengono da questa grotta sono relativi alla frequentazione di V secolo d.C., quindi siamo in un periodo romano. Il lavoro fatto dagli speleologi ci è stato utile anche nella fase di adeguamento del PUC di Ossi al piano paesaggistico regionale, perché proprio l'estensione della grotta l'abbiamo inserita come area archeologica. Senza questo lavoro fatto dagli speleologi ovviamente noi avremmo avuto questo dato importante.
soprintendenza è sempre stata viva nella Nuorese, poi sicuramente ce ne parleranno Francesca e Doro. Grandi esplorazioni sono state fatte soprattutto anche nella Valle di Ranento e questa collaborazione continua in maniera costante sostanzialmente nel corso del tempo. Anche ultimamente, da ultime segnalazioni, quella appunto del rinvenimento di questo alamaro in una grotta appunto di Oliena, sono nate importanti collaborazioni tra la soprintendenza, la direzione regionale musei e il gruppo Grotte appunto nuorese. Grazie a questo rapporto che si sta sempre di più allacciando, cioè c'è sempre stato, ma veramente sta diventando sempre più forte, siamo riusciti anche nell'ultimo periodo a recuperare gli ultimi materiali che stavano nella sede del gruppo Grotte, che loro avevano recuperato durante appunto i loro sopralluoghi e li abbiamo portati nel nostro deposito a chiudere proprio un cerchio. Il collega poi ci parlerà anche della notevole importanza che il gruppo Grotte ha avuto per la nascita del museo archeologico di Nuoro. Succede a volte che però molti di questi rinvenimenti in grotta siano effettuati senza la presenza né dello speleologo né dell'archeologo. È vero che non tutti gli speleologi sono archeologi, però noi sappiamo che anche nel gruppo Grotte nuorese in diversi hanno una formazione archeologica. Quando invece succede che i rinvenimenti avvengono per mano, ad esempio, dei carabinieri, si pensa subito a le notizie che sono subito sul giornale. Ad esempio ricordo sempre la notizia del rinvenimento in grotta del Torgoso di Preteschi e subito si parlò di cimitero dell'anonima sequestri, addirittura si diceva che uno dei morti aveva un buco in testa che era già stato praticamente identificato l'arma in una pistola calibro 9. Poi sono continuate le indagini, sono stati coinvolti gli archeologi, già in un momento gli speleologi avevano detto guardate che probabilmente è un rinvenimento archeologico, poi è intervenuta anche la soprintendenza e si è appurato che ovviamente non si trattava di un omicidio dell'altro giorno, ma che i resti erano antichi. Ovviamente avendoli scavati senza l'archeologo, senza l'antropologo, hanno distrutto il contesto di appartenenza a questi resti. Quindi a parte delle analisi che si possono fare sulle ossa, con lo studio sulle patologie delle stesse, alla fine pochi dati ci rimangono. Situazione simile ce l'abbiamo ad Orgali, Monte Coasta, anche qua un rinvenimento operato dai carabinieri, la soprintendenza è stata chiamata in un secondo momento, dopo che il medico legale aveva fatto comunque la prima perizia, ci si è accorto che tra i materiali c'erano anche delle zampe di suini e della terracotta, quindi hanno iniziato a capire che sicuramente non era un qualcosa di recente, ma si trattava di sepolture di epoca preistorica. Anche qua il contesto è stato completamente perso, ma grazie a uno studio portato avanti dal collega Enrico Di Erminti con la tirocinante Cinzia Moro, si è riusciti a fare uno studio antropologico. Ad esempio il cranio che vedete qua apparteneva a una donna tra i 45 e i 50 anni che soffriva di osteoporosi, come si vede da ribassamento di botte parietali sul cranio. Meno male che come si diceva anche prima, cioè in ogni caso adesso c'è molta più sensibilità. Gli speleologi sono sicuramente molto per rinvenimenti in qualunque ambiente. La sicurezza e io dopo qualche giorno non riuscirei più a trovarlo, prendo il punto di dove l'ho trovato, lo prelevo. Grazie intanto a tutti voi presenti, grazie agli organizzatori e io ringrazio anche il gruppo che ci ha coinvolto in questa iniziativa. Faccio i complimenti alla collega che è riuscita a resistere nonostante la voce praticamente inesistente. Ho visto che anche voi fate interventi intergruppo, fondamentalmente anche questo è un intervento intergruppo perché siamo entrambi dipendenti del Ministero della Cultura ma svolgiamo due compiti diversi, per quanto sono due compiti che come vedete in questa slide in realtà sono strettamente connessi tra loro. La soprintendenza infatti opera principalmente per la tutela del patrimonio e quindi lo individua, cioè dice ok, può essere un bene culturale e poi ne garantisce la conservazione ma per fini di pubblica fruizione, cioè la finalità è quella
di far sì che qualcuno vada a vederlo questo bene. La valorizzazione di cui ci occupiamo noi della direzione regionale Musei Nazionali, quindi siamo sempre un ente del Ministero che fondamentalmente si occupa di gestire i musei nazionali, è quella di promuovere la conoscenza, assicurare le migliori condizioni di fruizione del bene, ma rispettandone la tutela. Quindi fondamentalmente facciamo due cose diverse, ma strettamente connesse l'una con l'altra. Io sono qui come direttore del Museo Archeologico di Nuoro, il Museo Nazionale Giorgio Asproni, ed è un museo che senza la collaborazione tra speleologia e archeologia non esisterebbe, io non sarei qui a parlare con voi. È un museo recente che nasce come museo civico e quello che io vi porto qui all'inizio è un'estrausta che poi di fatto divenne l'esposizione del Museo Archeologico Nuorese. La Sardegna centro-orientale è vastissimo, è spettacolare, peccato che se uno lo voglia vedere, inteso come beni mobili, quindi le reperti, le ceramiche, i bronzi, eccetera, deve andare da qualsiasi parte, tranne che a Nuoro, deve andare a Cagliari, poi andare a Sassari, poi andare fuori dalla Sardegna, perché a Nuoro il museo civico, speleo, archeologico viene creato. Museo civico, speleo archeologico già ci fa capire quanto è una convergenza di intenti tra amministrazione comunale, gruppo grotte e soprintendenza. Chiaramente c'erano un po' di idee, un po' di problemini, eccetera, ma in quel periodo si riuscì a trovare la quadra, tutti andavano d'accordo e in particolare la volontà di collaborare, prima di tutto del museo civico, finisce la sua vita e inizia dopo una trentina d'anni, un po' come in realtà, perché siamo agli inizi degli anni 2000, il Museo Archeologico Nazionale, che cambia sede nel Palazzo Asproni. Ve ne porto qui alcuni. Uno del 2017, quando in occasione di un altro europeo di ricercatori il gruppo Grotte fu coinvolto nel racconto della grotta di Sisaia e del suo riferimento. E ancora un altro nel 2022-23, quando il Museo Archeologico è Sisaia, la grotta di Sisaia. Ci fu anche un'intervista a Tonino Pintori, uno dei due scopritori del 61 della grotta di Sisaia, e sono tutti video, io non ve li metto perché sennò andiamo troppo lunghi, ma potete tranquillamente vedere nelle pagine social del museo, su YouTube e sui social che vedrete alla fine. Quando io ho iniziato la mia esperienza come direttore del Museo Archeologico di Nuoro a settembre dello scorso anno, ho letto un po' di storia del museo e ho detto ok, qua però dobbiamo dare maggiore rilevanza al valore fatto dal gruppo Grotte, cioè in ogni testo che io trovo su Nasce al Museo vedo si parla del gruppo Grotte Nuorese, nell'allestimento del museo non ce n'è. Quindi ho scrissi una mail dicendo guardate, mi piacerebbe con il nuovo allestimento fare qualcosa assieme e intanto iniziamo a muoverci con un evento che voleva avere il gruppo Grotte Nuorese come al centro. Per farlo chiesi un po' in giro e qualcuno mi disse sì, insomma, vabbè, però guarda che non è che si sono comportati benissimo perché tanti reperti li hanno presi senza dire, c'era un po' di problemi. Però ho detto, sento allo Schiavo, che all'epoca era funzionario archeologo e poi anche sovrintendente in Sardegna e che collaborò in quei primi anni nel Nuorese di fatto, e lui disse sì, è vero, li prelevavano, ma li prelevavano da luoghi in cui solo gli speleologi potevano arrivare, quindi o li prendevano loro o rimanevano lì. Quei contesti, quei reperti non li avremmo conosciuti. Inoltre, una volta rassicurati del fatto che i reperti sarebbero rimasti a Nuoro e che a Nuoro sarebbe stato creato un museo, iniziamo a portarcene, ma talmente tanti che non facevamo in tempo a fare altro dettaglio che era legato anche a alcune sfide, non so, questo è un ambito vostro, che sapete dire meglio voi, tra il gruppo Grotte Nuorese a novembre dello scorso anno abbiamo appunto inaugurato la prima esposizione della mia carriera come direttore del museo dedicata al gruppo Grotte Nuorese, appunto viaggio al centro del museo. Ci portarono anche dei manichini con attrezzature usate nel secolo scorso, manichini con attrezzature più recenti, ci portarono testi, ci portarono attrezzi e una collaborazione fondamentale per noi, che ha anche guardato delle attività collaterali per spiegare la speleologia del nostro museo e quindi anche attività didattiche, anche in questo caso sono le scuole che vengono da noi e quindi noi
utilizzavamo il sapere acquisito cercavamo così di restituire un po' della collaborazione che c'era stata data per dare visibilità a quest'ambito. Ecco, questi, come potete vedere, sono i nomi di tutti coloro che hanno contribuito. Voglio chiudere l'intervento con un piccolo focus su uno dei contesti in grotta più importanti, appunto quello di Sisaria. Qui vedete due foto, una è legata all'allestimento del primo museo, il museo civico del 78. Vedete una figura che ha un posto di lato, le gambe piegate, mentre dall'altra parte la trovate stesa a prendere il sole. Quest'ultima anche la raffigurazione che viene utilizzata in qualsiasi attività promozionale, divulgativa che viene fatta, quindi pubblicazioni o altro, la vedete sempre così bella sdraiata al sole. In realtà non abbiamo molta testimonianza, grande documentazione di questo rinvenimento che fu fatto, era nel 1961 in maniera ovviamente un po' frettolosa. Quella che vedete qui è una ricostruzione, o meglio una rielaborazione della foto scattata appunto dai membri del gruppo Grotte da Germanà, che ne studiò appunto lo scheletro. Ora è facile per noi attaccare e dire mannaggia, questo è il gruppo Grotte, se non avessero toccato lo scheletro, avessero lasciato lì, noi avremmo potuto avere molte più informazioni, però era il 1961 e anche dopo archeologi hanno effettuato scavi senza documentare in maniera adeguata e non ci consentono oggi di raccontare in maniera adeguata determinati contesti. Quindi chi è senza peccato appunto scaglia per la pietra. Sicuramente non possiamo essere noi a attaccare chi tanti anni fa si è comportato in un certo modo. È chiaro che oggi c'è una sensibilità diversa, la collega lo ha raccontato, ma penso che tanti di voi già avessero noto questo dettaglio. Che riuscite a vedere quei siti che noi non riusciamo a vedere, sapete cosa fare quando li vedete. Cosa ha portato questo prelievo? Chiaramente degli effetti negativi ci sono stati. Noi oggi abbiamo difficoltà a raccontare Sisaria perché è un unicum, cioè Sisaria è uno scheletro di un periodo in cui le sepolture singole fondamentalmente non c'erano, grotta così da sola. E poi perché portare una signora di 30 anni che aveva avuto un sacco di acciacchi in una grotta a 20 metri di altezza? Perché? Ci sono poi degli archeologi fortunati, con questa chiudo, che nonostante non siano speleologi hanno la fortuna di conoscere esponenti del gruppo Grotte che ti dicono vieni con noi, ti portiamo noi. E così chiudo con queste foto che sono il racconto di un'esperienza per me bella a livello personale ma molto importante per il lavoro che faccio, perché col gruppo Grotte Durrese ho avuto modo di vedere la grotta di Sisaria, ho capito quindi dove effettivamente ha passato tanti anni quello scheletro, e nel riallestimento del museo che verrà sicuramente non sarà messa né come nel primo esempio che abbiamo visto prima, né tantomeno sdraiata come era nel secondo, ma insomma cercheremo di mettere in un contesto che sia più rispettoso della sua storia. Grazie mille a tutti. E invece magari non lo è, però come faccio a dirti? Vabbè, tanta capo la domanda. Allora, di solito consigliamo di raccogliere soltanto i cocci diagnostici, cioè nel senso ha una decorazione particolare e un orlo e un'ansa, altrimenti se mi portate i coccetti così, cioè al massimo capisco se è una ceramica da insegnare. Poi dopo questa consegna scattano tutte le procedure del caso, magari facciamo un sopralluogo assieme, si va, si controlla e poi si decide già farsi, che molto spesso le persone sono portate. Anche noi che siamo archeologi delle grotte
stabile probabilmente evita anche la creazione, permette la conservazione, non sono di facile accesso alle grotte e quindi permettono la conservazione dei resti anche per questo motivo. Semplicemente guardando le grotte che sono indicate nel catasto speleologico regionale come grotte di interesse archeologico, funerario e evolutivo, che la collega ha già brevemente esposto. Io volevo focalizzare le grotte sono state scelte e utilizzate in maniera diversa in base anche all'aspetto morfologico, per uso abitativo o per la funzione di illuminazione. L'altro uso è quello funerario. Sicuramente, come abbiamo visto con i colleghi, comunque si trova in alto, quindi bisogna leggermente arrampicare. L'immagine che vedete a destra, che è quella di scavatrice di Moncongiuri, testimoniare l'importanza della collaborazione tra speleologi e archeologi. La fortuna è che noi siamo sia speleologi che archeologi. Tutto parte dalla mia passione per l'archeologia e la speleologia, innamorandomi anche della Valle del Granito. Quando sono arrivato alla conoscenza della notizia del convegno organizzato a Nugis nel 2022 con il tema del convegno della rigrotte nella preistoria, ho pensato a presentare con un poster che riportavano le grotte della Valle del Granito, conosciute come frequentazione antropica. Questa ricerca è stata effettuata sulla bibliografia presente esistente e anche intervistando speleologi con più esperienza e anche la gente che frequentava Valle del Granito. Sono risultate 10 grotte che per ciascuna grotta per varie fasi. Delle grotte con uso funerario, grotta di Cisaia. Come abbiamo detto prima, il principale complesso oraggio del Satellite Soscatos che non è stata segnalata con presenze in allora, l'idea di parlare oggi di sono dei contesti che permettono la conservazione di molte cose che all'aperto invece l'obiettivo appunto della ricerca speleologica è quello di capire quali sono state le relazioni tra l'uomo e le grotte attraverso dei siti archeologici che si trovano all'interno delle grotte. Volevo parlare è anche oggetto di un articolo che dovrebbe uscire quest'anno niente delle isole del Mediterraneo. La ricerca che poneva Doru è una ricerca che è puntuale, nel senso che si è concentrata nella Valle di Nai, chiuso, in un contesto chiuso, però noi cerchiamo anche di applicare nella nostra ricerca, di studiare quali possono essere dei pattern che si possono poi applicare ad altri contesti che possiamo individuare in tutta la Sardegna. Quindi la nostra ricerca è sì puntuale, però si spera che si possa poi ampliare e studiare i vari contesti nella loro natura. Quindi tutto questo è importante anche perché ci fa capire meglio le cose del nostro passato che appartengono a tutti, che insomma che ci identificano.